Breda. It's amazing how you can speak right to my heart. La vendemmia sulle colline di Conegliano Valdobbiadene acquista quest'anno un sapore tutto particolare e nuovo. Mai prima d'ora un gesto così semplice come staccare i grappoli dorati di glera aveva donato un'emozione fortissima. Per la prima volta si vendemmia un'uva, coltivata gelosamente e sapientemente, in un territorio tutelato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Alla tenuta storia di Refrontolo l'occasione anche per fare il punto sull'andamento delle pregiate bollicine e per festeggiare il record storico nell'esportazione, più 50% verso la Francia nei soli primi 6 mesi del 2019. Da qui dobbiamo partire, siamo solo all'inizio di questo percorso di valorizzazione che è una grande opportunità per noi che deve assolutamente far sì che dia ancora impulso, risalto e dia ulteriore opportunità a questo Conegliano Valdobbiadene. L'annata non è stata facilissima, anche il meteo insomma si è messo un po' di traverso, ma come sarà questa vendemmia 2019? Beh sì, ha detto bene, abbiamo avuto un maggio molto difficile con pioggia, freddo che sembrava compromettere l'annata, invece sono stati bravi i produttori, i viticoltori a rimettere in piedi una stagione difficile. Nonostante ciò l'uva è sana, aggiunge Polegato, e quella di quest'anno sarà ricordata come una vendemmia equilibrata e il prodotto sarà di grande qualità. Inevitabile poi accennare alla polemica al centro della cronaca di queste settimane e sull'opportunità di togliere dalle bottiglie il nome Prosecco il presidente di Coldiretti Treviso parla di una provocazione positiva, auspicando un tavolo di confronto costruttivo tra le parti coinvolte. Nessuno può dubitare il fatto che il Prosecco è nato qui ed è giusto che continui a essere valorizzato per un'eccellenza qual è. Detto questo, dobbiamo tutti assieme cercare di remare dalla stessa parte, sia la DOC che la DOCG, avere una voce univoca, una voce uguale per tutti e portare al consumatore un messaggio che sia chiaro, che è quello appunto che esiste un Prosecco nella versione DOC e nella versione DOCG. Questa è anche una vendemmia per la prima volta senza l'utilizzo di pesticidi, senza i glifosati. Sì, questa è stata una scelta importante e coraggiosa del consorzio della DOCG, è un segnale forte che si è voluto dare al territorio e si è dimostrato che si può comunque lavorare in maniera consapevole e sostenibile, rinunciando a un prodotto che sì, ha facilitato certe operazioni ma che sicuramente non fa bene a chi ci vive vicino. In attesa dunque del via libera ufficiale per poter esporre sulle colline la cartellonistica che sancisce il sito UNESCO, si brinda già naturalmente con un buon calice di Prosecco. Wherever I fall.